nell'aula di Palazzo Madama. Quella che vedete tra poco sono immagini inconsuete del Senato. Tra i banchi dell'aula, spesso luogo di aspri confronti tra le forze politiche, sugli scranni occupati abitualmente dai senatori dei diversi gruppi parlamentari, siedono infatti circa 240 studenti in rappresentanza di 60 tra istituti classici, scientifici, artistici e tecnici di tutte le regioni italiane. In questo istante hanno fatto il loro ingresso qui nell'aula di Palazzo Madama il Presidente del Senato Renato Schifani e il Presidente della Camera Gianfranco Fini, accolti dall'applauso degli studenti. Dichiaro aperta la seduta. L'ordine del giorno reca cerimonia conclusiva dell'iniziativa dalle aule parlamentari alle aule di scuola, Unità Nazione, Costituzione. Sono presenti alla seduta odierna i rappresentanti dei 60 istituti che hanno partecipato al concorso per l'anno scolastico 2010-2011. Saluto e ringrazio voi, cari studenti, che con impegno avete dato un contributo essenziale al progetto promosso dalle Camere in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Saluto e ringrazio gli insegnanti che vi hanno guidato con entusiasmo e con grande professionalità nello studio, nella ricerca e nell'elaborazione dei testi che ci avete inviato. Saluto e ringrazio inoltre i dirigenti scolastici per la partecipazione ed attenzione dedicata alla formazione delle giovani generazioni, i cittadini dell'avvenire della nostra Italia. Con la ormai consueta serietà che vi ha portati a fare ricerche nelle biblioteche o nelle fondazioni cittadine su personaggi che hanno dato lustro ai territori di appartenenza, avete scartabellato negli archivi delle vostre scuole o in quelli comunali, avete ascoltato i ricordi dei vostri nonni. In taluni casi la trasposizione in video di queste ricerche vi ha portati ad escogitare invenzioni e trame quasi cinematografiche, con vere e proprie sceneggiature e filmati da voi stessi recitati o composti da brani di film noti e particolarmente significativi. Avete realizzato lavori studiati appositamente per essere utilizzati da altri giovani anche attraverso la rete internet. In qualche caso ancora sono state realizzate ricerche e studi di alto valore accademico, spesso precedute e coadiuvate da incontri e dibattiti con studiosi ed esperti. Per questo, ragazzi, al di là dei riconoscimenti attribuiti ad alcune scuole, desideriamo complimentarci e dare atto a tutti voi e ai vostri insegnanti dell'impegno profuso. È stato dunque molto arduo il compito del Comitato di valutazione dei lavori, di cui fanno parte i senatori Silvana Amati, segretario di Presidenza, e Vincenzo Vita, vicepresidente della Commissione Istruzione del Senato, gli onorevoli Valentina Prea, presidente della Commissione Istruzione alla Camera, e Maria Letizia De Torre, segretario della stessa Commissione, nonché dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Procediamo quindi alla proclamazione degli istituti vincitori. Per il coinvolgimento di enti, istituzioni e autorità locali da cui gli studenti hanno attinto accurata documentazione e per le ricadute sul territorio volte a sensibilizzare le realtà territoriali, nonché per il rilevante livello di fruibilità didattica e divulgativa, viene premiato l'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Siciliano di Bisignano, provincia di Cosenza, con il lavoro Gli Invisibili di Quaggiù, il risorgimento calabrese dal protagonismo ai valori ed oltre. Chiamo quindi lo studente Giuseppe Caruso a illustrare il lavoro della scuola di Bisignano. Illustrissimi signori presidenti, sono Giuseppe Caruso e rappresento il gruppo di ricerca e di lavoro delle classi terminali Liceo ITIS dell'Istituto Enzo Siciliano di Bisignano, Cosenza. L'appuntamento di oggi in questa sede prestigiosa ha suscitato in noi studenti un senso del dovere tale da portarci ad affrontare questo progetto con una profonda dedizione e abnegazione. A tal proposito mi corre l'obbligo di ringraziare il dirigente scolastico, dottoressa Michela Bilotta, e il docente referente, professor Rosalbino Turco,
per aver fatto germogliare in noi la passione per la ricerca e soprattutto l'amore per la cultura della nostra terra. Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro, i docenti della nostra scuola, gli esperti, tra cui storici, costituzionalisti e autori di saggi, e l'Università della Calabria. Sulla scorta del pensiero di Gadamer, l'interpretazione è sempre in cammino, ci siamo avventurati nella ricerca di fonti, documenti inediti, giornali dell'epoca, con l'obiettivo di realizzare un prodotto originale documentato di un DVD multimediale, allegato a un poderoso cartaceo. Tema centrale del nostro lavoro è il contributo dei calabresi al processo di unificazione nazionale. Partendo da una veloce analisi della situazione socio-economica e culturale della Calabria preunitaria, si è analizzato il protagonismo di uomini e donne in coincidenza con le grandi fasi della storia nazionale, dal Risorgimento all'Italia di oggi. È emersa l'immagine di una Calabria migliore, di quella che sovente appare sui giornali di cronaca, capace di coraggio e passione civile, che resiste alla malapianta ed è pronta a sacrificarsi per il tricolore italiano. Enzo Siciliano, a cui è intitolata la nostra scuola, nel suo libro Non entrare nel campo degli orfani, descrive la Calabria come un'isola, inchiodata dal mare a una separatezza orgogliosa. Oggi qualche cosa è cambiata e non mi riferisco alle infrastrutture e alle classi sociali. È cambiata la mentalità. Perciò, pur consapevoli delle difficoltà che caratterizzano la nostra terra, abbiamo voluto presentare una Calabria diversa, col piglio e col taglio di una gioventù dotata di grande umiltà e spirito di sacrificio, che vuole riscattarsi da anni di luoghi comuni e pregiudizi, di un sud annichilito da interpretazioni storiche talvolta inesatte. Grazie. Questa è la cerimonia conclusiva, ma ricordo anche che qui al Senato gli studenti e i loro professori hanno discusso direttamente con i senatori, così come anche alla Camera, delle questioni che hanno affrontato nei loro lavori. Io rinnovo a tutte le scolaresche presenti i complimenti per il lavoro svolto, l'impegno e l'entusiasmo impiegati. Agli studenti, ai docenti e ai dirigenti scolastici esprimo un vivo apprezzamento e il più sentito ringraziamento, certo che questa esperienza li avrà positivamente segnati non solo sul piano della conoscenza e della riflessione intorno alla Carta Costituzionale, ma anche su quello del metodo e della capacità di lavorare insieme per un fine comune. Sono certo che questa fatica avrà una ricaduta positiva sugli altri studenti nel territorio in cui operano. E prima di togliere la seduta vorrei compiacermi non soltanto per il lavoro svolto, ma per quello che è stato detto in quest'Aula. Sono state dette parole significative e importanti, in memoria anche di tante persone che hanno dato la loro vita umana per l'unità del nostro Paese.